Pesaria alle sempre stato al servizio del team, però qui il team si è fermato. Abbiamo diversi orologi da campanile, ce n'è uno che anziché avere il nonzolo che carica ogni giorno l'orologio, è l'acqua che arriva dall'acquedotto che fa girare una ruota e questo tiene in carica l'orologio. Abbiamo poi l'orologio dei pianeti. Abbiamo poi un paio di orologi vecchi della Solari, uno è un carillon che suona 2 volte al giorno, un inno carnico religioso dedicato alla Madonna, che è Un saludio Marie, vi saluto Maria. Siamo in Val Pesarina, in provincia di Udine. La Val Pesarina è chiamata Valle del Tempo. Valle del Tempo perché dal 1600 in poi hanno fatto sempre orologi. La leggenda narra che un genovese è partito da Chiavari, vicino a Genova, è stato scambiato con la Repubblica Veneta come prigioniero politico, è stato mandato qui a Pesaris dalla Repubblica Veneta. Qui a Pesaris, come tutti i carnici, ha portato le spezie di Venezia in Germania e in Germania ha visto costruire i primi orologi a pendolo. Nel 1600 Galileo nella prima metà ha avuto l'intuizione del pendolo, nella seconda metà è stato applicato il pendolo all'orologeria. E il pendolo è stata una grande invenzione per la regolazione del tempo. Questo uomo, che è un pirata, la leggenda dice che era un pirata genovese, è tornato a Pesaris e qui si è messo a fare orologi. Nel 1725 nasce la Fratelli Solari, a 1 chilometro a monte di Pesaris, perché c'era un ruscello con la portata costante che poteva muovere le macchine utensili, perché la corrente sappiamo che è arrivata nel 1940-50 più o meno. Quindi prima era mosso tutto dall'acqua. Nel 1700 gli orologi erano un lavoro di fabbro fino, quindi ferro battuto, facevano il telaio, tiravano sulle ruote sempre a ferro battuto e poi con la lima limavano i denti. Quindi era un lavoro molto importante. Per fare un orologio ci volevano mesi e mesi. Negli anni 30, oltre agli orologi da campanile, qui a Pesaris si fa una grande invenzione. L'orologio con l'ora digitale, cioè non più le lancette, ma dei numeri. Dei numeri fatti con delle palette che ruotano come un libro e formano il numero. Oggi è facile pensare a queste cose, però in quei tempi era una grande invenzione. La paletta poi ha avuto il suo sviluppo industriale, oltre che negli orologi, anche nei teleindicatori, che sono quelli che indicano la partenza dei treni e degli aerei nelle ferrovie e negli aeroporti. Io ho cominciato a lavorare da giovane qui. Ho provato a cambiare mestiere perché c'era l'idea di andare
verso qualcosa di più importante, però dopo aver lavorato da altre parti sono ritornato e ho voluto riprendere quello che sentivo nel cuore, la passione dell'orologeria. Sono modamente tutti? Sì, cioè che venduto di Vegnattoio. La Solari ha sfornato tanti operai. Per 400 anni abbiamo costruito orologi in maniera artigianale, orologi meccanici. L'arrivo dell'innovazione, dell'elettronica e dell'industrializzazione ha portato ad abbandonare quella che era la costruzione vera e propria dell'orologeria. È rimasta però la passione. Ci sono tanti che, pur andando in pensione, hanno riempito la cantina di macchine utensili e fanno orologi artistici non per vendere, così per gusto di farli. Andati in pensione hanno pensato a orologi particolari che sono messi come arredo urbano per le vie del paese. La passione entra nel sangue e quindi uno rimane colpito dagli orologi e rimane fregato, insomma, in sostanza. Pesaris è sempre stato al servizio del tempo, però il tempo qui si è fermato. Adesso abbiamo tanta paura che ci scappi via il tempo, infatti vedo la gente che gira per il paese che scatta milioni di foto. Non serve questo, non serve fare tante foto, non serve fermarlo perché il tempo si vive, non si guarda. Io personalmente non ho neanche una foto, non ho un album di foto, perché il tempo lo vivo fisicamente e anche interiormente. Gli orologi che sono in giro raccontano la storia del tempo. Sono contento di aver contribuito, assieme a tanti altri, alla raccolta di quello che è stata la produzione di questi 4 secoli.